sono convinto che la narrazione su questi fatti sia, se fatta male, essa stessa una fonte di incremento della cultura della violenza, nel senso di disvalore, e della violenza sulle donne. L'ossessività con cui determinate notizie vengono date non è una terapia contro questi fenomeni, è molto spesso benzina sul fuoco. Noi viviamo in una società dove molta gente, per un problema di cultura di altro genere, di cultura generale, di educazione, di provenienza sociale, vive condizioni che possiamo definire con un linguaggio psicologico borderline, e determinati fatti possono scatenare istinti che non riusciamo a controllare perché non sono noti, non sono prevenibili, e rischiamo di creare ulteriori fenomeni di questo tipo. Ma tornando ai dati, ci dicono che i dati dei processi, cioè delle indagini scritte, dei fatti accertati, quello che è ufficiale, ci dà un aumento di una serie di fenomeni, ma una diminuzione statistica di altri. Per esempio, i delitti in generale nel periodo 1 luglio 2020, perché l'anno giudiziario che si inaugura a gennaio tiene conto del primo semestre dell'anno precedente e dell'ultimo semestre dell'anno ancora precedente. Nel periodo quindi 30 giugno 2020, 1 giugno 30 giugno 2021, 1 luglio 2021, 30 giugno 2022, il numero in generale di delitti, di omicidi, è diminuito. Il numero delle vittime di genere femminile è passato da 101 a 91, quindi sostanzialmente con un calo del 10%. I delitti commessi in ambito familiare affettivo sono passati da 124 a 106, quindi stiamo parlando di dati in tutta Italia. La flessione in tale ambito del numero delle vittime di genere femminile passano da 86 a 79. Nel numero di omicidi commessi dal partner o ex partner è passato da 62 a 50. Le vittime donne sono passate da 57 a 46, e quindi sostanzialmente dovremmo dire il fenomeno sta diminuendo. E allora cos'è che causa questo allarme? Ripeto, questi dati vengono presi dalle statistiche giudiziarie e dai dati della Polizia di Stato, quella che fa lo studio centrale di tutto l'andamento del crimine di questo genere in Italia. Quello che crea l'allarme sociale è la narrazione, e quella stessa narrazione che, ripeto, per mia impressione, non certo per uno studio scientifico, finisce col rigenerare il fenomeno. È vero che noi abbiamo oggi un generale decadimento del valore sociale della famiglia intesa come nucleo dove si dovrebbero trasmettere i valori sani della società, non i disvalori derivanti dalle devianze. La famiglia dovrebbe essere, con la scuola, quella dove si insegna quello che una volta si chiamava l'educazione. L'autonomia non è generata dalla contrapposizione sterile all'interno della famiglia o all'interno della scuola. L'autonomia deriva per ogni persona dalla propria crescita culturale, dalla capacità di ragionamento, deriva dallo studio e dall'elaborazione interiore di quello che si legge, di quello che si studia, di quello che si vede,